Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Marco Carrieri, vengo Di dove sei? San Benedetto del Tronto. In che regione è San Benedetto del Tronto? Marche. Marche? Nelle Marche? Provincia di Quindi fuori Castro. dall'Italia, sei nelle Marche tu. Perché sei qua oggi? La prima gara? Prima gara. Emozionato? Un po'. Un po' emozionato. Allora non ti voglio rubare ulteriore tempo, ti lascio alla tua postazione, poi magari ti presenterai al pubblico in maniera un po' più raffinata. Ok. Conosci il regolamento? Time per iniziare il tuo spazio gara, time per ultimarlo. Tempo. Salve giudici, sono Marco e queste sono le due bevande che adesso andrò a prepararvi. Un cappuccio in free pour e un cappuccio personalizzato. Bravo Marco. Vediamoli se si possono vedere anche questi due cappuccini. Ricordo che siamo comunque in diretta streaming TV, caffetteria e... Caffetteria non solo, mangiar bene non solo? Mi è sfuggito lo streaming. Mangiarbenenonsolo.it. Grazie, grazie Gaetano. Nella parte superiore vediamo quello che è il cappuccino realizzato in free pour. Questo Tulipa 3 con un inserto di un cuore e due rosette laterali. E poi una sorpresa che ci spiegherà Marco, così non ve la preannuncio io. Ultimo concorrente di oggi, lui è Marco Carrieri, viene da San Benedetto del Tronto ed è qua la sua prima competizione, campionato italiano Latte Art, evento patrocinato da Sky Specialty Coffee Association of Europe, Sky Italia, patrocinato evento da SIGEP, Salone Internazionale Gelateria e Pasticceria, e quest'anno Coffee Show Latte Art è patrocinato da Expo Milano 2015. Con noi in giuria Raffaello Calabrese di Dalla Corte, Chiara Bergonzi, libera professionista, vice campionessa mondiale, pluricampionessa italiana di Latte Art, e i due giudici Corrado Fiume e Stefano Pittino, coadiuvati da, sotto l'egida di Chiara Bergonzi. I Tulipa 3 sono inseriti e il cuore e due rosette laterali. Suena la tumba que tributa, la noche está sabrosa. Síguete moviendo pa'lante y pa' atrás que la música te pone peligrosa. Está ok, está mamey y no te vas a escapar, bebé. Como quieras, anyway, conmigo te vas a comer, ok. Súbete, goza y baila pa' que la gente te crea. Súbete bien la saya pa' que el bumper se te vea. Tú no quieres rumba, pues coge rumba hasta que tú E quieras. anche il secondo cappuccino è servito. La rumba dura la noche entera. Oye, ya tú sabes, esto es la noche entera. Aquí no nos paramos. Hey yo, vamos arriba. Rockearo in the house. Y Dago aquí pa' ti. Oye, vamos. FM Italia, la noche es de rumba. FM Italia, la noche es de rumba.
concorrenti, belli disinvolti, non sembrano neanche in gara quasi. Velocità, stile, eleganza, tutto quello che dovrebbe servire un barista. Dai, alla fine una gara è come essere al bar tutti i giorni, non cambia nulla. Ci sono diverse categorie di concorrenti, allora ci sono quelli molto tecnici, molto preparati, che preferiscono fare un lavoro ottimale, pur però andando fuori tempo e quindi rischiando punti penalità. Ci sono altri concorrenti più dinamici, con un'impostazione più stilosa, più veloci, che ci danno anche un senso di dinamismo in più. 1 minuto in questo momento, 7 minuti Marco. Questo che sta utilizzando Marco è un pennino, il suo gliel'hanno fermato in aeroporto a Roma, quindi l'hanno ritenuto un personaggio pericoloso. E in effetti io avrei dei dubbi. Chiara? Time. Ok. Ti abbiamo preso in giro, ma involontariamente, non l'abbiamo fatto apposta. Raggiungi la postazione al centro, Marco. Mi hanno segnalato un minuto, io ti ho dato 1 minuto. Lo so che l'hai fatto apposta. Però no, te lo giuro, guarda, mi hanno fatto cenno 1 minuto e per me è 1 minuto. E invece il capogiuria adesso mi ha confermato che hai chiuso la gara in 6 minuti e 47 secondi. Vuol dire che quando io ti ho detto che mancava 1 minuto, esattamente ne mancavano 3. Ok, grazie. Però hai terminato la gara con largo anticipo, non c'è un bonus, ma devo dire che comunque sia hai fatto un bellissimo lavoro. Credo che il pubblico abbia apprezzato il lavoro che hai fatto. Grazie. Vedi? È il capogiuria, non sono io il capogiuria. Accomodati un attimo insieme a me, dai, prego. Spostiamo le tue tazze, le serviamo così magari che qualcuno possa anche valutare da vicino il tuo lavoro. Marco, com'è andata? Credo... Innanzitutto ti ho anticipato, tu sei iperveloce, hai chiuso con 1 minuto e mezzo di anticipo e a me i baristi veloci piacciono da morire proprio. Com'è andata? Bene, bene, pensavo di fare peggio, invece... Bene. Devo ripetere quello che hai detto. Credo bene, pensavo di fare peggio, invece penso sia andata bene. Questa era la tua prima esperienza di gara del circuito Sky, cosa ti aspettavi da te? E magari stando in mezzo a un pubblico, che cosa ti aspettavi di ricevere, in questo caso negativamente, perché tante volte si soffre quando si è in mezzo al pubblico, si tende a tremare per la tensione. No, fortunatamente io al bar, quando servo i miei cappucci e ho tanta gente lì davanti, non mi faccio prendere dal panico. Allora oggi ho pensato di stare, ecco, al bar, nel mio bar, nel bar in cui lavoro, e è così. Tu sei abbastanza riservato, Marco, ma io ho voglia di farti parlare oggi. Come è iniziato, Marco? Ti farò una serie di domande che ho fatto anche agli altri. Come è iniziato questo tuo percorso, non di formazione, ma di caffetteria? Hai sempre fatto il barista? Noi non ti conosciamo. Hai fatto il bartender, hai cambiato, hai fatto il barista? E perché... E l'ultima domanda, e perché hai cominciato, e perché ti sei approcciato al mondo delle gare? Cos'è che ti ha stimolato? Che cos'è che hai visto o che hai sentito o che hai sentito dentro di te che ti ha detto io voglio fare una gara? Allora, io ho incominciato ad avvicinarmi nel mondo della latte art guardando dei video, facevo il barista e mi ero stufato di fare il cappuccio in modo cappuccio solito. E allora, guardando dei video,
ho visto fare diverse figure sui cappucci e ho detto perché no, quindi ho provato a farle e mi ci sono riuscite. Quindi all'inizio ho incominciato da solo, guardando video e provandoli. Poi ho fatto dei corsi con un certo Antonelli e, e poi ho detto se gli altri vanno in gara mi ci voglio buttare pure io. Ci ho provato ed eccomi qua. Come vedi io non ti ho giudicato oggi, non ho nessun potere, nessuna voglia di giudicarti perché noi due abbiamo fatto un percorso di formazione insieme e quindi non avrei potuto né avere le caratteristiche per poterti giudicare e neanche l'oggettività di poterlo fare, non avrei mai fatto. Ho apprezzato molto per quanto riguarda personalmente la gara che hai fatto, quindi dammi un 5, bravissimo. Dove ti vedi, la stessa domanda che ho fatto a tutti gli altri, dove ti vedi da qui a un po' più avanti? Ti aspetti Rimini o ti aspetti di crescere ancora un po' di più perché ti senti non arrivato? E dove vedremo Marco Carrieri tra un anno? Io spero di arrivare a Rimini prima di tutto, poi per la crescita professionale sicuramente vorrò crescere, ma c'è sempre tempo. È difficile scucire una parola da Marco, non è una cosa semplice, ve lo assicuro, che di solito parla molto di più. Grazie Marco, ti lascio il mio in bocca al lupo, speriamo che i giudici possano apprezzare la tua gara come hanno fatto per il pubblico e per tutti gli altri concorrenti.